Ludwig van, uno spettacolo di Beppi Emiliani in scena al Teatro Verdi di Padova. Ah no, 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 non è più in scena. Abbiamo cambiato delle cose, perché le cose sono cambiate profondamente, in tutto il mondo stanno cambiando le cose. E quindi abbiamo pensato che questo spettacolo, anzi, l'idea non è venuta a me ma a Beppi, e infatti lo ringrazio e ringrazio il teatro per aver risposto così repentinamente a questa sua idea, è stato quello di mettere in scena lo spettacolo in un altro modo, in un modo completamente nuovo, innovativo, secondo quello che ci racconta il nostro tempo. Il nostro tempo ci racconta che non è più possibile fare le cose in presenza, non possiamo più stare vicini, vederci. Il teatro è il luogo della vicinanza, della coesione, del momento in cui si condivide qualche cosa dal vivo. Ecco, questo non è possibile in questo momento. Questo è vietato, ci è stato vietato, ma con delle ragioni anche buone, insomma. E quindi l'idea è quella di trasformare questo spettacolo che avevamo pensato per il palcoscenico in un video, eh, in un video che però ha trasformato in qualche modo anche lo storyboard, come si dice, no? Dello spettacolo. E quindi questo video sarà come un viaggio all'interno del Teatro Verdi in cui incontreremo questa sorta di fantasma di Beethoven, che racconta se stesso, la propria vita, il proprio rapporto con gli altri esseri umani, il proprio rapporto con la musica soprattutto, il proprio rapporto con i suoi familiari più stretti. E quindi ne viene fuori una sorta di diario folle di questo personaggio assolutamente folle, ma geniale, come tutti sappiamo, che era Ludwig van Beethoven. Lo spettacolo, che non è uno spettacolo ma è un video, ehm, ci ha richiesto uno sforzo incredibile perché nel giro di 4 giorni abbiamo dovuto trasformare completamente l'operazione, insomma. E devo dire che in questo il grande lavoro è stato fatto da Bepi e anche da questa troupe meravigliosa che abbiamo incontrato. Sono giovanissimi ma molto capaci, molto in gamba, devo dire, e molto flessibili, ehm, ehm, molto agili in qualche modo con i loro strumenti. E questo ci ha permesso di creare un'operazione strana, anomala, ma che secondo me eh, può essere può essere in qualche modo un'indicazione, no? Un'indicazione su quello che può diventare il teatro in questo momento. Cioè non è detto che bisogna per forza fare dei video, no? Ma si può utilizzare il linguaggio del teatro come abbiamo fatto, perché il testo è quello, il testo è un testo teatrale, e trasformarlo in qualche cosa di diverso. Certo, qui l'occasione era anche ghiotta perché il personaggio è uno solo, quindi si muove da solo, non ha interlocutori dal vivo e quindi era più facile in qualche modo muoversi, no? In questo senso. Però chissà, può essere che anche altri teatri possano avere un'indicazione da questo punto di vista per realizzare qualche cosa di importante, di bello, anche in questo periodo in cui tutto sembra bloccato, invece in cui la cultura sembra morire, no? C'è un'aria veramente di funerale intorno alla cultura in questo momento, intorno a tutto il mondo del teatro, del cinema. Ehm, Secondo me qualche spiraglio, qualche luce la dobbiamo trovare, la troveremo per forza, perché siamo qui per questo, siamo qui per illuminare in qualche modo il mondo, anche nei momenti più bui come questo. Ecco, questo secondo me è un segnale
che dà il teatro e che diamo noi con questa operazione. Il testo che ha composto Giuseppe Emiliani è tratto dagli scritti di Ludwig van Beethoven. È, è un testo estremamente interiore. Infatti la domanda che mi sono fatto da subito è: ma insomma, quest'uomo era sordo, quindi non parlava ad alta voce. Come facciamo a rendere questo personaggio sordo che parla e monologa con se stesso? E, alla fine ce ne siamo fregati di questo aspetto. Utilizziamo la voce interiore di Ludwig, che parla di sé, del mondo, della vita, in maniera anche straordinaria, perché poi aveva un linguaggio altissimo. Oltre a essere un grande musicista, era anche un grande autore, nel senso che le lettere che scriveva, i diari, sono diari con una capacità di racconto straordinaria. Ed è proprio questo interessante, no? Vedere degli aspetti di Beethoven che sono sconosciuti ai più, ma che completano in qualche modo la figura. Ecco, leggere questi brani e ascoltare le sue musiche, cosa che io ho fatto durante le prove, aiuta a comprendere un po' di più anche la musica di Beethoven, in qualche modo aiuta ad assaporarla meglio, la musica diventa più corporea, in qualche modo più fisica, no? Riusciamo a vedere il pensiero di Beethoven nel momento in cui ascoltiamo, proprio grazie alle sue parole. Beh, a questo punto non mi resta che invitarvi tutti, ma proprio tutti, in tutta Italia, in tutto il mondo, per questa prima straordinaria mondiale, l'8 di novembre alle 19, anzi dalle 19 in poi, perché poi sulla piattaforma backstage del Teatro Stabile sarà disponibile sempre lo spettacolo, quindi potrete vederlo da domenica in poi.